Vinar sai vinche vot di novembre il visionari di Udin all'ospiterà in Quintrilus, giornate dedicate a produzioni audiovisivi in lingue furlane, ideate e organizzate da Associazione Culturale Maie e viot protagonisti 13 autori e 10 chiasis di produzione con animazione, series TV, finzione e documentaris. Come Consiglio regionale viene sostenuto con i contributi dalla nostra realtà un'associazione che vuole di organizzare una giornata in cui vengono proiettate e filmate in lingue furlane. Siccome la lingua furlane è un patrimonio della nostra regione e non vogliamo valorizzare la nostra regione e il suo patrimonio, siamo contenti di sostenere un'iniziativa che è rivolta ai giovani e anche ai giovani, alle famiglie e ai frus e che vuol far capire che viene un patrimonio linguistico che va preservato, sostenuto e rafforzato al tempo. E queste iniziative sono importanti per far capire come il furlan è fondamentale perché riguarda la conservazione dell'identità della nostra regione e siamo contenti di sostenere l'attività dell'Associazione Maie. I vin dalle nostre produzioni che partono in chiam, chiaramente per i frus, ma anche per i grani, qui appassionati di storia, non sono unici però, perché chiaramente all'interno del percorso così biel che al vignera mettuto in pins, saranno anche tanti altri autori, ma soprattutto tanti altri operi che avviono la lingua furlana al centro dell'attenzione, un percorso che è fatto per tutti, quindi per i famigli, per i frus, per chi che sono appassionati, come chi diceva, di natura, storia, geografia e via quindi a Sarabiel proprio accompagnare anche non la di Bessoi ma accompagnare qualcuno in quel momento qui che al deriva anche di una tradizione veramente importante in che momento da in Pins di Fabian Ross che a parte dal comitato scientifico dall'Arlef e che si è sempre da di fa anche per appunto mettere in confronto i produttori audiovisivi che a livello un lavoro importante un percorso per Furlan come che dicevi no, una giornata per Furlan che è di Ghioldi di Banda dei Duci.